Che le immagini che vedrete tra un po' sono quelle relative alla seconda sagra del miele che si tiene a Montevecchio. È un'iniziativa che ha portato per prima la Proloco di Guspini, di cui sono il responsabile, che ha portato per prima qua a Montevecchio nel 94, questa è la seconda edizione. È una manifestazione che ha avuto sin dall'inizio un buon successo, nonostante gli scarsi mezzi a disposizione, perché è basata su un meccanismo semplice ma efficace. Si tratta praticamente di creare le condizioni affinché le associazioni culturali, ricreative del tempo libero di Guspini si mettano a disposizione di questa iniziativa, partecipino con iniziative loro, esprimano il meglio della loro capacità, insomma. E quindi diciamo, il tessuto principale della manifestazione si regge su una serie vasta, varia di iniziative che vanno dalle 6 di mattina fino alla tarda serata. Si incomincia con le passeggiate alla ricerca del cervo che è qua attorno, a iniziative di tipo sportivo, culturale, di ogni genere, insomma. Queste iniziative hanno una notevole valenza, basti pensare per esempio che quest'anno si è incominciata a costituire per la prima volta un nucleo che raccoglie materiali, attrezzi di lavoro, cose di vario genere relative alla vita mineraria, cioè ci sono le premesse per incominciare a costituire qua a Montevecchio un piccolo museo minerario. Iniziative di altro genere ce ne sono un'infinità e si rischia sempre di fare torto all'associazione che non viene citata, ma vi assicuro che si tratta di cose tutte interessanti. In questo momento, mentre vi parlo, è domenica mattina, sono circa le 12:30, sono arrivate da poco le auto d'epoca, anche questa è un'associazione che raccoglie le auto d'epoca della Sardegna, sono belle, interessanti, è una cosa che Montevecchio non ha mai visto, ma anche nel circondario non avvengono tutti i giorni, iniziative. Montevecchio vive sicuramente una giornata diversa, diversa sicuramente da quello che era o che erano le giornate fino a quando questo centro poteva contare su un'economia che veniva dalle miniere in perfetto stato di lavorazione. Oggi Montevecchio è un centro che ricorda il passato, che ricorda le fatiche di una volta, che ricorda i tempi che non ci sono più, ed ecco che in questo contesto di ricordi hanno una loro immagine apprezzabile le autovetture che negli anni passati rappresentavano il sistema di trasporto più appropriato. Oggi infatti a Montevecchio il Circolo Sardo Automoto d'Epoca di Cagliari, su gentile invito, cordialissimo invito della Proloco di Guspini e attraverso la concessione delle amicizie con gli associati del Circolo Sardo di Guspini, ripropone una carrellata di vecchie autovetture con una variegata rappresentanza di berline da viaggio, di spider sportivi, di torpedo, in maniera da trarne un'immagine generale di quello che era il mondo delle quattro ruote di 30, 40, 50 e 60 anni fa. Sono collocate in questa piazza di fronte alla strada di Montevecchio, che era una volta il centro del paese. Oggi, in occasione della sagra del miele,
imbandierata di bancherelle, è comunque una festa che vuole ricordare la Montevecchio di una volta, motivo per riproporre le cose antiche, la storia antica, l'oggettistica antica delle miniere, che per questo scopo è stata riunita nella vecchia direzione dell'ente minerario, la Palazzina, che diventerà a breve scadenza un museo permanente con l'esposizione di tutti gli oggetti e l'oggettistica della vecchia vita nelle miniere di Montevecchio. Tra l'altro bisogna seguire diversi aspetti. A me l'importanza, sai cos'è, molte volte serve, questa è la seconda anno che la faccio questa cosa, serve incominciare a stabilire un approccio, un ordine di idee in cui entrare, un contatto da stabilire, capito? Per questo serve una seconda volta magari si faccia. Allora, iniziamo questa carrellata di queste autovetture oggi in esposizione a Montevecchio, ricordando che sono tutte autovetture degli associati al Circolo Sardo Automoto d'Epoca, che utilizzano la loro autovettura a fini esclusivamente morali e come testimonianza del passato. Abbiamo visto un GT Alfa Romeo della fine degli anni 60 e ci soffermiamo invece su un splendido esemplare di Spider di stampo tipicamente anglosassone, la Triumph TR3 del 1958, che rappresentava in quel periodo l'espressione più tipica della scuola inglese, dei due posti secchi, e credo sia da osservare anche con attenzione i cerchi a raggi, che sono una nota caratteristica di questo tipo di autovetture. Ci soffermiamo adesso su un esemplare sicuramente apprezzabilissimo, perché questa è una Chrysler Spiders 6 1931, un'autovettura che parla da sola, pochissimi esemplari ancora sopravvissuti, autovettura statunitense prodotta negli anni 30 come autovettura sicuramente di classe elevata. Possiamo ammirarne anche, se vogliamo, l'imponenza, e la nota caratteristica di questa autovettura sono sicuramente le ruote di scorta appoggiate sui parafanghi anteriori. La cilindrata di questa autovettura è 3400, sicuramente non è una bassa cilindrata. È caratteristico poi il cosiddetto posto della suocera, che era ricavato da un sedile apribile attraverso questo sportellone che, aprendosi, forma una vera e propria poltroncina, sicuramente di difficile accesso, e proprio per questo motivo veniva definito in questa maniera. L'autovettura è restaurata ai massimi livelli ed è con la targa di omologazione ASI, vale a dire con certificazione di storicità autentica. Ecco il tipico esempio di una autovettura degli anni 30 di fabbricazione italiana, la Fiat 508 berlina, ma sicuramente meglio conosciuta come Balilla, un termine che è rimasto nel cuore degli italiani. Un'autovettura che ha permesso la motorizzazione di tantissime persone negli anni 30, la Balilla, 4 posti, un'autovettura economica per quei tempi, anche se i costi di acquisto erano sicuramente molto più elevati nei confronti delle autovetture di oggi. Anche questa è un'autovettura restaurata nei massimi livelli ed è un'autovettura anche questa con certificazione di storicità, omologata ASI. Voglio ricordare che l'ASI è la Federazione Italiana delle
autovetture d'epoca, è l'unico ente riconosciuto dallo Stato per la conservazione e la tutela del patrimonio storico automotociclistico italiano. Ecco, qui è sempre la Balilla, la Fiat 508, questa volta in versione torpedo, vale a dire scoperta, 4 posti all'aria. Sicuramente anche questo è un esemplare molto apprezzabile. Stiamo osservando tutti esemplari omologati ASI, anche questo con certificazione di storicità, 4 comodi posti. Non vogliamo entrare nel dettaglio dei particolari, ma la certificazione ASI significa che l'autovettura è stata ripristinata nei minimissimi particolari. Anche la colorazione naturalmente è quella dell'epoca, così come il materiale degli interni, dei tessuti, dei rivestimenti, la capote, tutto dalla cosa più appariscente alla più piccola vite. Questo è il bello della passione che anima i proprietari di queste autovetture, perché non è tanto possederla ma quanto riportarla alla originalità più integerrima. Ed ecco che ci troviamo di fronte a una berlina, una classica berlina degli anni 60, la Lancia Appia. Questo è un esemplare della seconda serie, 1958, la cilindrata è 1092, in quegli anni era sicuramente un'autovettura di prestigio della fascia medio-alta. Lancia Appia prodotta in 3 serie, prima, seconda e terza serie fino al 1962. A fianco alla Lancia Appia, ecco un altro tipico esempio di scuola anglosassone, la Morgan, che sicuramente è un'autovettura di impronta spiccatamente sportiva. Potete osservare anche in questo esemplare i cerchi a raggi e la nota caratteristica del raccordo tra il parafango anteriore e il parafango posteriore, che è sicuramente lo stile più tipico delle autovetture degli anni 30 e 40. Questo è un esemplare in perfetto stato di conservazione, con le particolarità messe nella loro giusta dimensione. Sono tutte autovetture che vediamo e che sono perfettamente utilizzabili in qualsiasi momento. Naturalmente sono seguite con la dovuta attenzione dagli appassionati e quindi sempre in perfetta efficienza. Ed ecco, messe insieme 3 autovetture della scuola automobilistica a fine anni 60, un GT Alfa Romeo di cilindrata 1300, un'autovettura che ha rappresentato la sportività italiana negli anni 60, una Citroën DS, autovettura francese prodotta dalla metà degli anni 50 fino alla metà degli anni 60, un'autovettura sicuramente di classe per quel periodo, ed ancora un'altra rappresentanza della Lancia, la Fulvia Coupé, sicuramente rappresentativa nel periodo in cui veniva prodotta, con protagonismo nelle gare di rally in quegli anni. Ci soffermiamo con più attenzione su un esemplare di Fiat 508 1934, che è in versione Spider 2 posti, Fiat Balilla Spider, che era una ulteriore versione della Fiat 508. Questo è un esemplare in perfetto stato di conservazione, con i suoi interni, la sua vernice, il suo cruscotto con la strumentazione dell'epoca, il
tettuccio in tela permetteva un riparo sicuramente approssimativo per quelle che erano le intemperie. Sicuramente non era protettivo al massimo e la pioggia entrava, ma in quegli anni andare in autovettura era anche un'avventura, sicuramente non come i giorni d'oggi, che è diventato tutto estremamente facile. Ecco il mito probabilmente degli anni 60, della sportività più grintosa, la Jaguar E-Type 4002 di cilindrata, una linea che a tutt'oggi rappresenta un fascino probabilmente inimitabile. Pensate che questa autovettura in quegli anni poteva raggiungere una velocità di 250-260 km/h e quindi una spinta in accelerazione potentissima che veniva concessa sicuramente dalla linea e quindi dal coefficiente di penetrazione molto basso, ma anche dal potente motore Jaguar che gli consentiva queste possibilità. Sicuramente è un'autovettura che in quegli anni non era alla portata di moltissime persone e che tutt'oggi nelle manifestazioni di auto e moto d'epoca è una delle protagoniste più assolute. Ecco qua una Porsche 356 Roadster, un'autovettura che non è che si veda tutti i giorni, già molto rara al tempo di fabbricazione, parliamo della fine degli anni 50. La Porsche 356 che è entrata nella leggenda e nel mito per essere appartenuta, non questa certamente, ma altro esemplare, a James Dean, il famoso attore cinematografico americano, negli anni 50. Questo esemplare che ammiriamo è un esemplare riportato ai massimi livelli nei più piccoli particolari. La cilindrata è 1600, il motore posteriore bicilindrico, l'autovettura progettata da Ferdinand Porsche e che ha riscosso un grande successo come autovettura sportiva dall'inizio degli anni 50 e che a tutt'oggi è meta di molti collezionisti appassionati di auto storiche. Ed ecco forse, come si suol dire, la macchina più amata dagli italiani, la Fiat 500 qui in versione C, la Topolino, la amata Topolino, l'autovettura che dopo il secondo conflitto mondiale ha permesso agli italiani di motorizzarsi, di uscire dai freddi e bui anni della guerra per ritornare a vivere normalmente sulle strade. Topolino, una a due posti che in quegli anni faceva di tutto, dal trasporto per piacere al trasporto per lavoro. La Topolino è sicuramente un'autovettura che poi nelle manifestazioni di auto d'epoca viene osservata con la simpatia e con il sorriso dai più giovani ai più anziani. È il ricordo sicuramente più amato. Ripetiamo, la cilindrata che era di soli 500 cm3, ma che con una modesta cilindrata permetteva di fare un po' tutto. 850 Coupé, autovettura degli anni 60, motorizzazione 850, questo è un esemplare omologato ASI con certificazione di storicità, cerchi a raggi, ed ecco sulla mia sinistra un esemplare particolarmente apprezzabile. Trattasi di una versione carrozzata fuori serie della Fiat 508, la Balilla, carrozzata in questo caso Viotti,
quindi una carrozzeria fuori serie che ha sicuramente il suo fascino per la diversità che la contraddistingueva in quegli anni dalle altre carrozzerie. Questo tra l'altro è una autovettura immatricolata a Cagliari, quindi con documentazione originale, ed è a questo proposito degno di essere menzionato il fine che gli appassionati in Sardegna hanno, ed è quello della conservazione e della tutela del patrimonio storico, automobilistico e motociclistico della nostra regione. La caratteristica bicolore è una caratteristica di colorazione di quegli anni. Lancia Ardea, la Lancia Ardea è una berlina degli anni 50 con tutte le ricercatezze e diciamo anche le comodità delle vetture Lancia, che sempre si sono contraddistinte anche in passato nella ricercatezza di soluzioni tecniche diverse e più sofisticate. Infatti anche la strumentazione molto completa era sicuramente un extra per quel periodo. La Lancia Ardea è stata prodotta in 5 serie dalla fine degli anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al 1953. Questa era tra l'altro una delle poche autovetture che in quegli anni poteva godere della quinta marcia di serie, e quindi non come optional, ma proprio 5 marce di fabbricazione. Esemplare unico in Italia per questo esemplare, che è una Ford Special Two-Seater, 2 posti, carrozzeria speciale, per un'autovettura destinata all'utilizzo nelle competizioni automobilistiche dell'epoca, quindi è un'autovettura costruita in numero ridottissimo di esemplari, con motorizzazione Ford, le tipiche linee anglosassoni. Io mi fai osservare la assoluta come dire, stranezza delle prese d'aria e dei carburatori, che su questa autovettura escono completamente dalla parte anteriore del cofano. È sicuramente una nota caratteristica per le competizioni. Leggerissima, pesa solamente 560 kg e quindi poteva sfruttare nelle competizioni, oltre che la potenza del motore, anche la leggerezza della carrozzeria. Ripeto, unico esemplare in Italia, è sicuramente apprezzabilissima come immagine nelle manifestazioni di auto e moto d'epoca. È quasi un binomio di 2 epoche differenti. Con un colpo d'occhio possiamo osservare di 2 stili diversi, tra un altro esemplare di Balilla Spider Fiat 508 1933, anche questa targata a Cagliari, e quindi con orgoglio un esemplare conservato della nostra regione, che ritorna perfetto ai nostri giorni. Il tettuccio e il finestrino, che ricordo era asportabile, quindi tutto veniva messo e tolto nel giro di pochi minuti a seconda delle condizioni del tempo. La pedana poi, che permetteva l'accesso all'abitacolo, è la caratteristica pedana di quegli anni, con il caratteristico stile dei parafanghi non raccordati tra quello anteriore e tra quello posteriore. Abbiamo quindi portato a Montevecchio una variegata rappresentanza di modelli di epoche diverse e con intonazioni, ripeto, diverse, e sicuramente sta molto bene in questa scenografia che richiama all'antichità, e sicuramente anche molto bene tra la cordialità e la simpatia della gente di Guspini e Montevecchio.